Amici, buongiorno, consueta rassegna stampa di lunedì 25 gennaio 2021. Sperando che voi abbiate passato una buona domenica, sperando che sia una settimana per tutti eccezionale, andiamo alle notizie. Oggi abbiamo come riferimento Made in Polesine, Gazzettino di Rovigo e Voce di Rovigo. Cominciamo con Made in Polesine, la web tv del Polesine, una notizia importante di questa mattina prestissimo del comune di Portotolle. Il ponte di Santa Giulia, il ponte di Barche che sappiamo congiunge la parte di Portotolle con la parte di Taglio di Po nel Po di Gnocca, chiusa al transito dei veicoli, quindi sappiatelo. Non abbiamo notizie per quanto riguarda l'altro ponte di Barche che unisce l'isola di Ariano con la parte ferrarese di Goro. In ogni caso il ponte di Santa Giulia chiuso. Andiamo al Gazzettino, pagina nazionale, crisi, i ristori sono a rischio. I provvedimenti da 32 miliardi potrebbero slittare senza una maggioranza politica certa. Vanno ancora messi a punto i sostegni per le categorie penalizzate dalle chiusure. Sempre dal Gazzettino, la pagina di Rovigo, in prima pagina il virus allenta la pressione sul Polesine, poi c'è la pagina di sport, Adriese beffata nei minuti di recupero e il comune prepara la rivoluzione del personale. Andiamo sulle notizie per quanto riguarda la pandemia. I contagi sono sempre di meno e gli ospedali respirano un po'. Le positività sono state 27 a fronte di 83 guarigioni. Si devono registrare però altri 2 decessi di anziani, per vedere anche che le cose si stanno normalizzando. Nel punto Covid, per esempio, di Area non c'è più la fila chilometrica degli altri giorni e chi volesse fare appunto il tampone non deve aspettare ore ed ore. Poi c'è questa notizia di 2 ristoratori di Portoviro, Sacchè Veneto con il riso del Delta. Ricordiamo che il riso del Delta sta diventando una delle nostre eccellenze. C'è anche una pubblicità nazionale per quanto riguarda il riso prodotto nel Polesine, ricordando però che viene commercializzata da un'azienda ferrarese, ma questa è un'altra storia. Bella notizia, Villa Tamerici e Gabbiano, Villa Tamerici è la RSA per gli anziani e Gabbiano la residenza per disabili, hanno completato l'iter di vaccinazione. Oltre 90 ospiti di Villa Tamerici e 15 del Gabbiano. È stata somministrata anche la seconda dose, visto le polemiche e anche le difficoltà in questo momento di trovare i vaccini. Andiamo sulla prima notizia sportiva, 3-4 il risultato che ferma la corsa dei Granata, quindi purtroppo l'Adriese ha perso. L'Union San Giorgio ha smancato il Bettinazzi. Adriese beffata nei minuti di recupero. Si è concluso con un pirotecnico 3-4 la sfida tra Adriese e Isedico. Una notizia che ieri ha fatto molti like, come si dice in gergo, era postata da Gianni Vidali. Chi si ricorda di Eraldo Mancin, portotollese doc che vinse 2 scudetti consecutivi con Fiorentina e Cagliari, giocando con De Sisti, Chiaruggi e il grande Gigi Rive Domenghini. C'è un progetto da parte del comune, su suggerimento di alcuni cittadini, di intitolare o il campo sportivo o la palestra a questo grande polesano, Eraldo Mancini, una delle poche persone che ha vinto 2 scudetti consecutivi con 2 squadre diverse, prima con la Fiorentina e poi con il Cagliari. Mentre la Voce di Rovigo, prima pagina, virus, crolla la tensione. Dalla Voce di Rovigo, Marco Cibin, che è quel signore scomparso ormai da un po' di giorni, non si hanno ancora notizie, stanno scandagliando anche il Po i vigili del fuoco. Marco appunto 90 anni, sparito qua da un giorno, purtroppo sono 3 giorni. Se lo vedete chiamate, è l'appello che fa Polesine 24 e noi ci aggreghiamo a questo appello. Tutta Crespino mobilitata per trovare l'anziano. A Badia Polesine positive in 3 sezioni su 5. Chiusa la scuola dell'infanzia Giovanni Pascoli è chiusa per Covid fino al 1 febbraio. Infatti ha trovato positive in 3 sezioni su 5. Un'altra notizia di sport, derby Veneto, amaro per i giganti nero-fucsia. La Delta Group Rico Carni Portoviro scivola 3-1 sul campo della HRK Motta. Ricordiamo con 2 foto del nostro passato, 1957, l'alluvione che ha colpito l'isola di Ariano, che è stata bloccata con la formazione di argini tempestivi in un paio di notti. Qua vediamo l'idrovora, oggi museo della bonifica, che era appunto allagato. E mentre questa è una fotografia del 1966, quando c'è stata appunto l'alluvione a Portotolle, l'avamposto dei Desperados. Bellissima questa foto, si riconoscono tra gli altri Barin, che è stato uno dei pionieri per quanto riguarda il far conoscere il Delta al mondo.
Sempre da Made in Polesine c'è questa notizia di Roberto Lorenzetti. Vi ricordate il ponte crollato sulla statale 36 verso Lecco? Niente, hanno perso la documentazione durante un trasloco della pubblica amministrazione. E siccome a pensar male si fa peccato, però purtroppo ogni tanto ci azzecca. Rassegna stampa finita, come sempre vi ringraziamo per gli ascolti e per gli sponsor che ci stanno seguendo sempre più numerosi. E che dire, noi vi ricordiamo mercoledì seguiremo in diretta streaming su Made in Polesine su leandromaggi.com la solenne processione a taglio di po' della Madonna del Vaiolo, una processione un po' anomala quest'anno perché purtroppo per questioni di Covid la gente non potrà partecipare, ma in ogni caso la statua della Madonna passerà per le strade come il rito comanda e come è sempre stato. Come sempre, da Leandro Maggi è un piacere stare con voi. Ciao ciao!